economici coscienti. Quindi la diversità, diciamo, tra il pianeta Terra e quel tipo di mondo dove vivono loro, al di là magari della frequenza, che noi guardiamo Sirio, vediamo una stella, ma che però ci abitano, il discorso è che tutto quello che loro sono è stato supportato prima dalla coscienza, dall'amore che elargisce, e dopo arriva la tecnologia, al contrario del pianeta Terra. Quindi è come se ognuno di noi fosse responsabile di quello che sta succedendo, non solo eticamente ma anche energeticamente. Come dicevamo prima, c'è la coscienza collettiva e a seconda di quello che noi siamo determina questo tipo di dimensione anche dal punto di vista della sperimentazione. E quindi se io non vado a modificare me stesso e tutti vagliano piano piano tutti, questa cosa è così. Ok, loro hanno detto un'altra cosa, più volte siete andati vicino all'autoristruzione, più volte siamo intervenuti, quindi evitiamo di farlo un'altra volta. Questo è stato chiarissimo. Poi questa esperienza si chiude con questi altri CS ritornano indietro, loro mi salutano e dicono che ci saremmo rimasti in contatto per un po' di tempo e dopo mi dicono ora è il momento di tornare a casa. Premetto, non mi hanno mai toccato, non è che mi hanno stretto la mano, mi hanno dato una pacca sulla spalla, no, eravamo solo uno di fronte all'altro. E in quel momento dice allora ciao, ci vediamo la prossima volta, e si ritocchiano il terzo occhio. In quel momento io vedo una luce bianca, mi trovo nel letto, io ero in piedi, quindi come sto parlando qui così con voi, se non avessi il microfono sarei così, e così mi trovo nel letto. Con le coperte, allora, trovo nel letto, vedo tutto bianco, immaginiamo che se spegniamo la luce vediamo 10 flash di macchine fotografiche tutte insieme, tipo di luminosità. Rimane un paio di secondi, al massimo 3, scompare questa luce, io mi rendo conto che le coperte non erano più su di me e sulla mia compagna, che chiaramente dormiva di fianco a me, erano perfettamente tolte, ma non come una persona sonnambula, uno che si alza da una parte, la coperta è in diagonale, no? Erano tutte e due perfettamente giù, verso l'armadio, senza neanche una grinza. C'è una cosa che umanamente non è possibile, perché almeno un dito lo lasci, no? Dentro la stoffa. Questa era la situazione, la mia compagna si sveglia perché dalla luce è stata svegliata anche lei, dice cosa è successo? E gli ho detto, non so come raccontartelo. Guarda, gli ho detto, ne parliamo domani, io non sono più riuscito a dormire, ci ho messo chiaramente tutto l'impegno di questo mondo ma non ce l'ho fatta, e il giorno dopo mi sono messo a disegnare quello che io ho vissuto, perché chiaramente in quel momento, nonostante del giudizio altrui non mi interessa, però chiaramente i miei familiari avevo piacere a condividere con loro, quindi volevo provare per vedere, guardate che quelli di cui sto parlando sono fatti così. I disegni non li ho portati perché faccio cagare a scrivere, quindi ho evitato questa cosa. Ecco. Un po' di autostima, dai. Zero solo il disegno, esatto, no? Da lì a poco tempo, siamo passati, adesso vado a memoria, erano circa 6 mesi, io nel frattempo avevo cambiato abitazione, a un certo punto, come sono qui a parlare con voi, quindi in un momento normalissimo della vita, della giornata, sento proprio nella mia testa una voce, ma non sotto forma di udito, ma di pensiero, come se un pensiero non mio incominciasse a parlarmi in modo uguale, analogo alla comunicazione telepatica dell'incontro precedente. E mi dicono di scrivere, quindi io incomincio a scrivere, e quella che poi è venuta fuori era una lettera allo Stato, cioè quindi è stata poi inviata questa lettera allo Stato dove si spiegava, innanzitutto una prima parte riguardava parte della mia vita, probabilmente anche loro tenevano importante il fatto di far comprendere che sono una persona normale e non una persona che sogna anche a occhi aperti, quindi anche se tu hai tutto sogno. Ecco, quindi la prima parte riguarda le mie esperienze della vita fino a lì, a tratti, quindi il lavoro, lo sport, alcune cose, e poi dopo quello che è il loro messaggio, quindi di smettere di usare le armi nucleari immediatamente, ma non è un obbligo, perché loro ti danno un suggerimento, un consiglio, principalmente sono fatti vostri, poi fate quello che volete, io lo dico per voi. È come se un fratello maggiore è un fratello più piccolo, quindi il fratello maggiore si suppone che sia più sveglio, e l'altro più piccolo, bisogna attraversare la strada. Io, fratello maggiore, se vedo che stanno attraversando le macchine, ti prendo per mano e cerco di farti capire che se tu attraversi con le macchine ti schiacciano. Ok? Quindi loro provano a fare questo, ma poi c'è comunque il libero arbitrio. E quindi nella lettera si indicava di smettere di fare i giochi con le armi nucleari,
di attuare un'informazione mediatica veritiera, cioè non fate passare alla televisione tutto quello che volete, avete questo grande mezzo, televisione, radio, internet, usateli in modo positivo, ma in modo vero, perché ci sono un sacco di giornalisti che piuttosto di tenere il posto di lavoro scrivono delle cavolate o quello che qualcun altro vuole, diverso spesso e volentieri di quello che hanno visto. E tanti anche di queste persone hanno avuto dei contatti o spirituali, mettiamoli come vogliamo, o con altri esseri, ma non lo dicono. Quindi io proprio suggerisco, non abbiate paura, uscite. Siamo qui per parlare, oramai una volta li facevano fuori le persone, adesso siamo talmente tanti, una volta c'era il guru e centinaia di migliaia di persone che andavano dietro, ora ci sono tante piccole persone risvegliate spiritualmente e possono ammazzarle, ma tanto cioè, basta, è finita questa era, è finita, qui non ce la faranno mai, il gioco comincia a prendere un'altra piega. Un'altra cosa che mi hanno detto è che la massa critica, che dal punto di vista dell'inconscio collettivo, quindi molto importante, si sta per venire a formare, quindi un numero di persone, probabilmente una percentuale, io non lo so, dove sulla bilancia energetica della determinazione materiale sta incominciando a equilibrarsi. Quindi questo, essendo che tutto quando si manifesta non si somma ma si moltiplica, una persona che si sveglia dal punto di vista spirituale ne può influenzare, anche senza dire niente, tutte quelle che stanno intorno e loro a loro volta. Quindi pensate quanto nel passare del tempo aumenterà in modo esponenziale anche il risveglio dell'umanità. Ciò non vuol dire, perché poi chiaramente una persona che ha dolore dentro di sé sente queste parole e pensa che domani o in una settimana cambia la propria vita e la dimensione materiale. No, con calma, ci vorrà il suo tempo. Ma da che abbiamo fatto migliaia di anni nel sonno, ora, probabilmente in centinaia di anni, quindi non c'è neanche una proporzione da fare, sarà tutto più accelerato. Quindi questo è quello che è i loro tre messaggi fondamentali. Io da lì poi ho ricevuto qualche tipo di messaggio che poi ho pubblicato su Facebook, ecco, appunto dove dicevano delle cose che erano praticamente simili e poi non le ho più sentiti. Delle persone mi chiedono: ma come, se sei in contatto con loro, possibile che non ti parlano più? E io qua entro e apro un piccolo mondo, dico: guardate che loro non sono dei postini, cioè non è che tutto il giorno passano a parlare con te, hanno anche delle cose da fare. Loro sono sì nell'amore incondizionato, ma nella pratica, come dovrebbe essere una vita equilibrata anche nostra, c'è da fare sia la cosa materiale, quindi ci sono delle cose, e anche no. Quindi io ritengo anche che possa essere normale o che sia finita questo tipo di esperienza o che se non ce n'è bisogno. Quindi, essendo che molto spesso si vede questo tipo che continuano a ricevere messaggi, almeno così dicono le persone, mi dicono: probabilmente no, per questo motivo. Io li ritengo come degli esseri umani che in carne ed ossa che fanno qualcosa e anche loro hanno da fare. Quindi anche perché questo tipo di messaggio poi successivamente ho scoperto che l'hanno dato, stradato e ridato, e posso anche capire che a un certo punto anche con una sola persona, dopo che te l'hanno detto, andranno a dire a qualcun altro in un altro posto, così che si può aiutare più persone, ecco. Quindi questo penso che sia la cosa fondamentale. Allora io stesso, quando ho accettato l'invito di poter dire qualcosa, spero che la mia esperienza possa far venire delle riflessioni in voi, quindi pensare nel vostro piccolo cosa poter fare per incominciare a cambiare voi stessi, l'ambiente che vi circonda, perché una persona che cambia se stesso e l'ambiente che ci circonda, che entra in contatto con un altro ambiente di un'altra persona. Se facciamo così nel raggio di una città possiamo capire che possiamo cambiare una città, una regione, una nazione e così via. Ripeto, avrà il suo tempo, ma se non lo facciamo, quindi sfruttiamo questo tipo di possibilità, di energia e di cambiamento interiore, che può essere alimentare o mille altre cose. Prima di tutto rispettiamo la terra e mostriamo per qualcosa che ci fa stare bene dentro di noi, un po' di amore agli altri. Quando vediamo qualcuno triste magari diamogli un abbraccio senza neanche parlare, quindi vale molto di più, come la nostra condivisione di oggi. Grazie. Avevo detto a Nicolò, ma guarda che vedo solo mezz'ora, hai voglia, mezz'ora, 33 minuti hai parlato, senza mai fermarti.
non ha importanza se non sei stato bravo a dipingere. Hai dato l'impressione, ce l'hai fatti vivere queste persone, ce l'hai spiegate così bene che sei un pittore mentalmente. Sul libro che vi ho ordinato di prendere per i vostri amici, ok? C'è scritto perché sono contrario all'energia nucleare. In Italia non abbiamo le bombe, ma abbiamo tante di quelle scorie nucleari che sono incredibili. Quindi leggete, lì ci sono citati i siti, quanti quintali, quante tonnellate, quanti barili ci sono di elementi nucleari. Quindi fa bene, serve ad aprire la testa. Non si fanno più vedere Nicolò perché sei già sulla strada di una ascesa e quindi non hai bisogno che si facciano sentire vedere, hanno bisogno di risvegliare altre persone, quindi tu sei già a posto. Da come parli va bene così. Sei a posto tu? Sì, sono a posto, mancavano ancora un po' di file, però posso, se vuoi... Hai trovato qualcosa di interessante? Sì, ce ne sono anche altri. Allora vediamoli, dai. E poi diamo la parola a Luciano perché deve andare a mangiare alle 7:30, ma non ce la fa. Allora, vediamo un po' se è acceso. Tra l'altro si è rispento ancora una volta il PC.